Riprendiamo, grazie, accomodatevi. Da dove riprendiamo? Dove riprendiamo? Non mi ricordo chi c'era. C'è stata la richiesta di sospensione. Prego. Bene. Manillo, avete... No, lo so. Si sono già visti. Presidente, la mia preoccupazione è stata risolta grazie al parere del Saluta il super segretario. se si può, cioè tu devi portare a casa cosa succede? Allora, riusciamo a ripartire, C'è qualche problema? stiamo vedendo appunto la tecnologia se ci supporta. Morosini nel frattempo è entrato in giunta? No? Niente. Anche la Liga Veneta è entrata in giunta. Accomodatevi. Chi riprende? Sì, ma chi c'è? Baldan. Allora, dovremmo riprendere, scusate, consiglieri, grazie, dovremmo riprendere da Flavio Baldan, che però, eccolo qui, presente, stiamo rimettendo a posto i meccanismi, però il tempo lo teniamo comunque a video. Quanto vi risulta? Ecco, sto parlando io adesso, perfetto. Da qua si vedono la coda. Sì, no, ma anche qua, lo vediamo adesso, si è collegato finalmente. Si prepari Flavio Baldan e a seguire Paolo Galeano comunque. No, ma possiamo dare la parola? Perfetto. Diamo la parola al consigliere Baldan, prego, Flavio. Grazie a lei, saluto anche il Presidente Stefani, è occasione importante che ci sia perché poi il messaggio che proporrò è soprattutto rivolto alla sua Presidenza. Allora, prima enunciando il DEFR, il consigliere Tomaello ha detto è composto di due parti, il quadro di riferimento che delinea lo scenario macroeconomico a livello nazionale e poi a livello regionale. La seconda parte è la programmazione regionale in funzione di quei dati macroeconomici che poi dopo commenteremo perché lo scenario credo sia ampiamente cambiato. Manca una terza parte, lo sottolineava prima la consigliera Ostanel, secondo me manca una terza parte che è quella riservata ai conti della superstrada pedemontana veneta e al suo impatto di bilancio nell'attuale bilancio di quest'anno e negli anni a seguire. Allora, prima di arrivare alle considerazioni su superstrada pedemontana veneta, che in qualche modo merita un capitolo a parte, ma merita un capitolo a parte al di là dei numeri, perché
finalmente sia fatta non a livello di post come abbiamo sempre fatto, come io ho fatto, ma adesso essendo presente in questa istituzione, sia fatta finalmente un'operazione di trasparenza e di verità su come sono andate le cose. E quindi io mi associo a quello che ha chiesto la consigliera Ostanel di creare una commissione straordinaria per capire perché ci vengano delineati i numeri di Superstrada Pedemontana Veneta, che non sono quelli che ci ha narrato l'amministrazione precedente, men che meno l'assessore che se ne occupava. E vi dico perché è importante questo. Perché, vedete, anche nei numeri di bilancio attuali appare evidente anche dalle notizie stampa che il problema di Superstrada Pedemontana Veneta sono i famosi flussi di traffico che ormai appare innegabile, per quanto siano oggetto di trasformazioni o di analisi o di studi di altro tipo, non sono in grado di andare ad impattare sugli oneri finanziari che pesano su quella struttura lì. E allora questo dato qui lo avete già in mano che questi numeri non tornano, perché nel 2017, ed è lì il punto cardine di Superstrada Pedemontana Veneta, a un certo punto Regione Veneto non ha le risorse per andare avanti. Servono 2 miliardi più o meno mal contati per chiudere l'opera. E voi dite giustamente dove li prendiamo questi 2 miliardi? Regione Veneto non li ha, li chiediamo al mercato. Voi cercate di chiederli al mercato italiano e il prospetto che voi presentate a Consob, non serve che vi dica quali sono le motivazioni per cui Consob boccia dei prospetti, il prospetto viene bocciato. E quindi vi dovete fare un'operazione diversa. Regione Veneto crea questa società veicolo, va in Irlanda e colloca lì 2 bond obbligazionari, uno un senior al 4%, credo per 1 miliardo e 2, 1 miliardo e 3 da questo punto di vista, certo, e un subordinato che grosso modo copre attorno ai 750 milioni di euro da questo punto di vista. E io credo, io guardi che ho letto, se lei prende, guardi, io ho letto l'intero prospetto che è stato emesso su Superstrada, sono 600 pagine, lo trova anche su internet, e sono specificati tutto quanto. Allora, qual è il problema? Che il senior quota il 4% con una scadenza lunghissima che copre l'intera durata del debito degli spazi con Superstrada, del riscontro del canone di Superstrada Pedemontana Veneta, il subordinato ha una scadenza inferiore. Addirittura la stranezza, perché queste emissioni qui raggiungono delle cose un po' strane, perché addirittura Regione Veneto, contrariamente a quello che accade nell'ambito finanziario, garantisce pure il subordinato. Il titolo subordinato è un'obbligazione sostanzialmente che, lo dice il nome, è subordinata da questo punto di vista e paga dei tassi superiori proprio perché ha un rischio maggiore e sostanzialmente viene garantito da Regione Veneto. Allora, siccome si vorrebbe capire dai numeri che sono emersi, mi pare che una parte di questo subordinato sia andato in ammortamento, cerchiamo di capirlo, chi sono i bondholders che detengono tutto questo debito, perché questo debito poi è stato collocato a livello internazionale, vorremmo capire qualche numero da questo punto di vista, perché se questi oneri finanziari impattano su quelli che sono i flussi, è chiaro che non riusciremo mai ad andare in parità. Tra l'altro nel prospetto informativo collocato in Irlanda i flussi erano indicati sostanzialmente in 25.000-26.000 passaggi e all'interno del prospetto, se voi andate a vedere, era scritto a più riprese, la società che gestiva l'emissione raccomandava a più riprese, c'era scritto,
alle società che investivano in questi due bond di dotarsi di un studio legale che comprendesse bene i rischi di questo investimento. Perché dove stavano i rischi? I rischi stavano sostanzialmente in quel prospetto di flussi che era poi si è rivelato totalmente sbagliato. Allora, noi li abbiamo visti tutti i numeri di Superstrada Pedemontana Veneta. Abbiamo visto che i passaggi sono un po' cresciuti, ma quella fascia 20-21 mila sarà molto difficile da superare da questo punto di vista. Mediamente i flussi autostradali di anno in anno, anche la A4 che è la più frequentata, cresce mediamente attorno al 2%. Quindi si vorrebbe capire in questa operazione di verità e trasparenza come si fa a recuperare quello sfasamento di oneri finanziari. Perché? Perché se non sgraviamo o troviamo una soluzione ai conti di Superstrada Pedemontana Veneta, è chiaro che le criticità del bilancio emergono, perché noi lo sappiamo bene, sui 19 miliardi di bilancio regionale l'80% è sanità, è il Fondo Nazionale di Sanità. Lo spazio che rimane fuori dal Fondo Nazionale di Sanità è molto basso, stiamo parlando di qualche miliardo. E i conti di Superstrada Pedemontana Veneta, così come ci sono stati detti, incidono particolarmente da questo punto di vista. Allora, qui va trovata una soluzione, ovviamente abbiamo letto a mezzo stampa quelli che sono i vostri suggerimenti, si ragionano anche questi, ammesso che siano fattibili, eventualmente noi pensiamo ci possa essere anche altre soluzioni, perché altrimenti qual è il punto? Che quelle risorse vengono a mancare al bilancio regionale e sono già mancate negli anni precedenti in parte e verranno a mancare anche negli anni a seguire. E di fronte a questo, ed ecco il motivo della nostra proposta, quando non si hanno risorse, quando i trasferimenti nazionali diminuiscono perché dallo Stato nazionale non arrivano quei trasferimenti richiesti, lo sappiamo bene che l'autonomia, non essendoci stata, non ha portato quel federalismo fiscale che il Veneto si aspettava in sede IRPEF, e lo Stato ci dice: guardate, per i mancati trasferimenti che voi non avete da parte nostra o non arrivano, voi avete un'unica possibilità, che è quella di ricorrere alla tassazione attraverso l'IRAP sulle aziende, attraverso l'IRPEF per quel che riguarda i cittadini. E il fatto è che da quello che si legge dal DEFR, noi abbiamo dal lato, proprio per la narrazione tax free, noi abbiamo uno spazio al 100% dal lato IRPEF, mentre il lato IRAP abbiamo uno spazio al 60%, proprio perché in questi anni con il modello veneto, diciamo, di non mettere le mani nelle tasche dei cittadini, non si è usata la leva fiscale. Però per chi ha un po' di dinamicità o conoscenza con i bilanci, non è che si possano inventarsi grandi cose. O si agisce dal lato del debito, o si agisce dal lato del taglio delle spese, o si aumenta la pressione fiscale. Questi sono i tre punti con cui si possono accumulare risorse diverse. E noi quello che abbiamo proposto è il lato, diciamo, che in questo momento ci sembra più progressivo, più, diciamo, meno impattante dal lato dei cittadini, perché anche fare nuovo debito, anche regionale, significa in qualche modo lasciare uno zaino pesante sulle generazioni future che, come abbiamo sentito, sono già, per quel che riguarda la nostra regione, sono state particolarmente colpite, visto che abbiamo assistito a una fuga di giovani, e non sto parlando di giovani generico, sto parlando della crema prodotta tendenzialmente dalle nostre tre principali università, che in qualche modo ci deve far riflettere. Vengo però su un altro punto del discorso, anche dei discorsi macroeconomici, perché, come è stato anche detto prima,
È vero, la crescita del nostro Paese è marginale, ci tiene in vita anche se in modo non apprezzato il fatto che abbiamo avuto il PNRR che sta andando a conclusione, ma quello è stata la parte che ha consentito a questo Paese di essere dal lato bilancistico di avere una crescita, ma è una crescita molto marginale, si parla dello 0,6, 0,7, adesso andrà anche rivisto, e il Veneto è in una situazione più o meno simile, forse qualche decimale in meno. E allora, da questo punto di vista qui, il punto è che lo scenario che già era negativo da quel punto di vista si è ulteriormente complicato. E dove si è andato a complicare? Si sta complicando soprattutto dal lato energetico, perché i prezzi del petrolio li stiamo vedendo tutti, le situazioni del gas li stiamo vedendo tutti e su questo il Veneto mi pare che sia in grave ritardo da questo punto. L'utilizzo di fonti rinnovabili che noi abbiamo sono particolarmente basse. E tra l'altro bisognerà anche vedere e capire se avremo anche lo spazio di trovare qualche risorsa per agire anche a livello nostro da questo punto di vista sulle bollette, sull'alleggerire, soprattutto dell'alleggerire anche per la parte produttiva, perché vedete quando c'è un artigiano in qualche modo paga 2 volte il carico dal lato energetico, sia come persona normale che come attività, quindi cominciano a essere dei costi insostenibili. E quindi tutto questo per dire cosa? È ovvio che lo comprendiamo benissimo e lo sapevamo, e l'avevo anche anticipato, che una regione che va in esercizio provvisorio di bilancio più di tanto non può fare, ovviamente. Si sta cercando ovviamente di qualche modo di chiudere questo anno da questo punto di vista, perché più di questo non era possibile fare. Contano però soprattutto quelle che sono le aspettative future. Le aspettative future devono segnare un cambio di passo, devono segnare una visione un po' più ampia che in qualche modo consenta tutte quelle negatività, quelle situazioni che vanno dalla sanità, dai giovani, dalle case, dal mondo produttivo, e qualche toppa la stiamo mettendo col discorso dei basket bond, ma ovviamente copre solo aziende con un fatturato oltre 2 milioni. Occorre che ci diamo una visione. Se continuiamo nella narrazione del fatto che non vogliamo agire fiscalmente nemmeno per l'anno prossimo e andare a colmare quelle che sono le indicazioni statali, perché, lo ripeto, lo Stato ci ha detto se volete risorse le dovete prendere da IRAP e IRPEF. Se continuiamo con questa narrazione da questo punto di vista, evidentemente, voglio dire, la coperta o la situazione che è abbastanza, è un bilancio diciamo più o meno di consolidamento, niente di particolare, potrebbe essere ancora meno impattante l'anno successivo. Allora io chiedo da questo punto di vista che il Consiglio, insomma il Presidente eccetera, in qualche modo discutendo prenda altamente in considerazione la proposta o la possibilità di agire sulla leva fiscale in questa regione, tra l'altro colpirebbe, per la proposta che abbiamo fatto, colpirebbe una parte molto marginale e in modo progressivo una parte marginale di Veneto, proprio per incominciare a raccogliere una serie di risorse che, augurandoci, siano spese nel miglior modo possibile, in qualche modo consentano di darci una visione diversa. È ovvio che, ripeto e chiudo, che i conti di Superstrada Pedemontana Veneta vanno chiariti una volta per tutti e vanno chiariti soprattutto all'interno di questa discussione di bilancio, sull'approvazione di questo bilancio. Un'operazione di chiarezza e trasparenza e di proiezione, volendo anche su quelli che sono i suggerimenti per risolvere questa questione, e siamo qui ad ascoltarli, ben venga, va fatta una volta per tutti, altrimenti
la sensazione che questo sia sempre un bilancio che zoppica enormemente da quel punto di vista lì, con risorse che hanno già impattato e potrebbero impattare ulteriormente negativamente sulle disponibilità di bilancio di questa regione. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Galeano. Prego. Prego. Tutto a posto, Montanariello? Con tutta la responsabilità del mondo, ma era giusto sottolineare se stavamo tenendo noi il numero legale in aula oppure no. Posso partire? Come siamo con i numeri? Risulta presente il numero legale, però... Vero? No, io vedo naturalmente quelli Tutti? con le tessere. Sì, vai. Sì. Prego. Mi dispiace intervenire su questo tema, ma non è una questione di numero legale o di validità dell'Assemblea, è una questione di dibattito e di consapevolezza dell'importanza che dovremmo ascoltare reciprocamente le ragioni della maggioranza e dell'opposizione. È successo già nelle audizioni che il numero legale delle commissioni è stato tenuto dai consiglieri di minoranza, che sono rimasti fino alla fine soltanto per educazione nei confronti dei portatori di interesse. Si ha l'impressione che le cose accadano al di fuori dell'aula della sala consigliare. Se c'è qualche necessità della maggioranza di accordarsi, di valutare una strategia comune, facciamo una sospensione, siamo tutti contenti di fare una sospensione, ma ritengo anche per rispetto delle persone che devono intervenire che ci sia l'assessore, che ci sia il presidente, che ci siano i capigruppo, in modo che possa essere effettivamente più proficuo. Mi sembra il minimo di un'educazione istituzionale cercare di garantire la presenza. Allora, c'è una richiesta formale o no? C'è una richiesta formale. Allora, quello non fa il numero legale. Ci sono gli assessori, ci sono 4 assessori. No, ci sono 4 assessori. Allora, c'è qualche consigliere che si oppone alla verifica o ha qualcosa da dire? No, diamo la parola anche a esponenti della maggioranza. Prego, Morosi. Se non sbaglio, da quello che vedo anche con i miei occhi, hic tu oculi fa testo, la maggioranza c'è. Andiamo a sindacare se c'è il capogruppo o meno. Se c'è la maggioranza, c'è. La maggioranza è intesa come numero legale, volevo dire. Quindi, o sindachiamo, ecco. Andiamo a sindacare, anche se personalmente uno è in bagno o è in un'altra sede. Scusatemi, grazie. Grazie Morosin. Poi, signori, è chiaro che insomma, è il bilancio, è il DEFR, e la settimana prossima ci sarà il bilancio. Sono gli atti più importanti di una qualsiasi amministrazione, quindi da questo punto di vista ci sta che qualcuno si allontani anche temporaneamente per parlarsi, perché se si parlano tutti quanti qua dentro non ci sentiamo, c'è bisogno poi di richiamare all'ordine per far parlare anche l'oratore del momento, no? Quindi se si spostano nelle stanze attigue questo può succedere in qualsiasi consesso. Detto questo, volete fare la verifica? Insistete o... Secondo me c'è il numero. Va bene, proseguiamo allora. E Galeano conferma il suo intervento, prego. Consigliere, grazie. Proseguiamo, Galeano, grazie. Parto. Grazie, prego. Ok, grazie Presidente, riprendo allora.
Mi limiterò ad alcuni punti perché avendo ovviamente il tempo contingentato, essendo tante persone nel gruppo, vorrò tenere del tempo poi per l'esposizione durante la discussione sugli emendamenti, però ci tenevo a sottolineare alcuni aspetti importanti. Uno è stato più volte richiamato nelle note che possiamo leggere insomma, nella presentazione del Presidente Stefani, come in quella che abbiamo sentito in Commissione, di come ovviamente oggi stiamo affrontando il documento principale della programmazione della Regione. Le politiche del 2026 apriranno la strada per tutto il mandato, il principale documento, il documento della Vision, e anch'io voglio stigmatizzare, come ha già fatto il nostro capogruppo, il fatto che presentarlo come un documento ponte è un po' un ossimoro nel momento in cui diventa importante o diciamo ammissibile avere un documento ponte se è uno strumento, il bilancio, ma un documento ponte, una visione, vuol dire che la visione non c'è. E noi ci eravamo un po' illusi quando il Presidente Stefani aveva fatto l'illustrazione delle sue linee programmatiche in aula, ma troviamo qui una tiepidezza che di fatto un po' conferma una sola cosa, ovvero le distanze delle parole, delle dichiarazioni che vengono fatte rispetto a poi quello che viene messo nero su bianco in termini di impegni reali e di programmi reali all'interno di questo documento. Allora volevo toccare 3 punti. Il primo che riguarda e sottolinea appunto questa distanza fra le parole e gli intenti, ed è un minimo comune denominatore a cui forse possiamo arrivare. Nel documento penso che vengano ripetute sono ripetute per decine di volte le parole green, decarbonizzazione, sostenibilità. Ecco, e poi noi troviamo degli indicatori che su questo sono impietosi, implacabili nel descrivere di come queste politiche, nell'eredità che leggiamo dal DEF, non abbiano trovato minimamente un riscontro. C'è un fallimento del Veneto sostenibile, delle politiche ambientali. E quindi su questo volevamo capire se potevamo partire dalla discussione di questo DEF ritenendo sostanziale quell'impegno e se sarà il Presidente Stefani a far da garante, visto che poi all'interno della sua maggioranza in questi anni abbiamo visto varie posizioni di fatto negazioniste, nonostante ci sia il cartello di là sul muro che ci ricorda quel 12 novembre 2019 l'Acqua Grande che cosa aveva fatto all'interno di quest'Aula, giusto per ricordarne una. E questo è un minimo comune denominatore che risulterà utile e essenziale per la lettura poi di tutte le missioni e dei correlati emendamenti. Poi c'è un punto sul metodo, perché bisogna secondo me un po' capirsi se allora determiniamo che c'è effettivamente la continuità di cui tante volte si è parlato con il quindicennio precedente o se invece andiamo in discontinuità, perché se diciamo che andiamo in continuità e vediamo appunto indicatori implacabili sulle politiche della ricerca, sui giovani che se ne vanno, sulla povertà, sull'aumento dell'indice della sicurezza, della mancata sicurezza sui territori, sul trasporto pubblico locale, la mobilità, il consumo di suolo. Insomma, se la continuità vuole essere con questo modello siamo in difficoltà, però per chi ha ascoltato le audizioni, anche qui risottolineo quanto diceva prima il nostro capogruppo, la richiesta sostanzialmente trasversale è stata quella della necessità di un cambio di passo, di un cambio di marcia davvero molto forti. Allora sì, questo lo dovremo chiarire, cercheremo di capirlo e bene poi per carità che vengano sottolineate la partecipazione, l'ascolto e la sburocratizzazione come altri pilastri di questo metodo. Sulla partecipazione e l'ascolto però appunto ripeto una cosa che sottolineava adesso Giovanni Manildo dicendo che anche qui parole e fatti dovranno trovare coincidenza perché come si diceva durante le audizioni e da quello che ho capito mi sembra di capire per la prima volta gran parte degli assessori non ha audito quello che è stato portato dai tanti stakeholders a differenza di quanto veniva fatto in passato dall'assessore Lazzarin, dall'assessore Marcato, dall'assessore Cazzavare che rimanevano in aula invece per tutta la durata degli interventi. Allora su questo partecipazione e ascolto, ma sostanza o forma, vorremmo capirlo. Sulla sburocratizzazione poi come ultimo paletto di metodo, benissimo, ci mancherebbe, partiamo anche qui allora da una missione di colpa perché se dopo 30 anni di governo io ho bisogno di dire che c'è la necessità di sburocratizzare, probabilmente sto anche dicendo che nel periodo precedente in cui ho governato qualcosina tanto giusto o tutto giusto non è esattamente andato.
Allora qui, proprio per tornare alla lettera di quello che è riportato nel DEF e quella nella presentazione proprio del Presidente Stefani, si dice la realizzazione della visione passa per lo stanziamento di risorse, per l'allocazione delle risorse. Allora, certo, noi non siamo certo quelli che viaggiano con le fette di prosciutto sugli occhi e cogliamo i segnali. Nella presentazione in commissione vedere che le borse di studio vengono da subito finanziate in toto all'inizio del bilancio, ci va bene, per carità, poi all'interno dell'analisi sul bilancio la prossima settimana noi capiremo bene, andremo a fondo di qual è il finanziamento, visto che lo Stato ha aumentato lo stanziamento su questo con 250 milioni, quindi vorremmo capire quali saranno le risorse della regione a ciò stanziate. Però, ripeto, i segnali sono importanti e si può accontentare dei segnali in questo momento storico così critico chi quei segnali non può che farli in un contesto che subisce. Cioè, se sono sindaco e vivo con frustrazione un momento in cui il quadro normativo non lo decido io, cerco di fare il meglio e anche dei segnali mi accontento. Ma se sono invece uno degli attori, in questo caso il principale come Presidente della Regione Veneto e Giunta, che quel contesto lo può anche solo in parte determinare, io non mi posso accontentare dei segnali. Ho bisogno di un atto di coraggio importante, urgente, adesso, ora, di scelte contingenti e immediate. E vengo quindi ad alcuni dei destinatari, alcune delle sfide che vengono menzionate, sempre dall'incipit del Presidente Stefani, che parla di una società a misura d'uomo, non solo con intenti ma appunto nei fatti, di giovani, di comunità, di responsabilità. E intanto fa un po' specie vedere che il Veneto diventa comunità anche quando gestisce in maniera comune appunto anche le sue infrastrutture stradali. Allora capiamo benissimo che ogni elemento che tocca le risorse che sono presupposto per l'erogazione delle politiche diventa importante, un fattore importante e quindi anche la holding stradale e la gestione della pedemontana al suo interno per lenire gli squilibri che essa porta con sé diventano fondamentali. Però diciamo che anche qui viene detto fra le righe qualcosina che riporta sostanzialmente una ammissione di colpa evidente di quanto è stato fatto nel quindicennio precedente. Sui giovani i dati sono già stati riportati, 54.000 che sono andati via in 15 anni, 7.344 neolaureati nel 2024, insomma le parole si commentano da sole. Eppure non è un contesto in cui i giovani sono indifferenti, l'abbiamo visto pochi giorni fa con il voto al referendum. Sono tornati in maniera forte perché quando forse c'è qualcosa di importante in ballo hanno deciso di esprimersi, chi con il sì, fortemente con il no, ma hanno deciso di non essere indifferenti o disattenti al contesto. Ecco perché io penso che i messaggi che noi diamo devono essere ancora più attenti, non tradire queste aspettative importanti che hanno, soprattutto da un Presidente che ha 33 anni e che vedono come coetaneo. Allora se vedono che manca il coraggio, la forza di intervenire, di decidere con scelte forti e coraggiose in questo momento di crisi importante, io penso che non diamo un gran messaggio. Quel grande astensionismo che ci fu lo scorso novembre alle regionali ne era un testimone. Che cosa potranno volere questi giovani che non dobbiamo cercare di disattendere? Probabilmente un contesto giusto, sereno, stabile, sicuro, competitivo, speranzoso, tutti elementi che dobbiamo cominciare a costruire, un contesto positivo che faccia crescere opportunità e speranza e questo lo dobbiamo declinare nelle politiche fiscali perché se hanno difeso una Costituzione è anche una Costituzione che ci dice che la progressività e la redistribuzione sono valori proprio per la giustizia sociale del contesto in cui i giovani devono vivere. Lo vogliono dal punto di vista della salubrità ambientale e abbiamo visto come siano appunto implacabili gli indicatori sulla salubrità dell'aria, dell'acqua. Abbiamo visto sulla sanità accessibile a tutti, ce la chiedono anche le categorie, fanno gli incontri di associazioni di categoria e mettono al primo posto la preoccupazione della sanità. Capiamo che insomma la sicurezza e la serenità diventano fattori fondamentali poi per svolgere la propria vita in maniera positiva. Competitività, quindi lavoro sicuro, ben retribuito, sostenibilità e prospettiva, opportunità per tutti. Insomma, volevo dire, Presidente, mi dispiace che adesso non sia in aula, ma spero che poi i messaggi passino ugualmente, che noi, se c'è da prendere coraggio, ci siamo. È un momento particolare, che siano le minoranze a fare delle proposte coraggiose, a volte anche impopolari, la dice tutta su chi cerca di mettere il bene del Veneto al centro, a prescindere dal proprio tornaconto immediato, magari in termini di consenso. Noi, ripeto, ci siamo e la strada la vogliamo percorrere, speriamo di trovarvi velocemente, perché le audizioni ce l'hanno detto.
In una fase straordinaria ci vogliono misure straordinarie, forti e coraggiose, e non fra 2 anni, come si diceva nella conferenza dei 100 giorni, neanche nel 2027 si pensa di intervenire fiscalmente per ridare un po' di giustizia e un po' di birra, fra virgolette, a questo Veneto, ma invece noi dobbiamo farlo ora, altrimenti si affoga definitivamente. Grazie. Grazie consigliere. Allora, se siete d'accordo per l'organizzazione dei lavori, darei la parola alla consigliera Luisetto. Dopo, non credo che faremo in tempo, visto che all'1 c'è anche una convocazione della Commissione Quinta, di andare oltre l'1, e quindi riprenderemo dopo quei lavori con Montanariello, che è subito dopo la Luisetto. Si tratta di capire, visto che c'è anche una commissione di mezzo, se è il caso di riprendere dalle 2:30 anziché le 2, se siete d'accordo. Vabbè, ok, va bene, allora teniamo le ore 14 come da programma fino a sera. Quindi parola alla consigliera Luisetto, prego. Grazie Presidente. 5 cose: disabilità, non autosufficienza, minori, salute mentale, dipendenze. Sono le 5 materie che tengono in piedi l'ossatura sociosanitaria di questo sistema regionale e sono le 5 materie che oggi vivono una programmazione scaduta o non ce l'hanno. Non abbiamo un piano sociosanitario regionale in vigore, scaduto nel 23, e non abbiamo un piano sociale. A questo punto ci si aspetterebbe che tutta la programmazione in materia sociosanitaria e sanitaria fosse concentrata nel documento, nella nota di aggiornamento del documento di economia e finanza regionale. E quindi qua ci si aspetta di trovare le risposte programmatiche, di sistema, di visione, quel coraggio di cui parlava il consigliere Galleano poco fa. Il problema è che quello che a noi sembra, ed è il motivo per cui abbiamo presentato una manovra emendativa importante anche su questi punti, è che non si sia partiti dai dati di realtà e che la programmazione non sia una programmazione né coraggiosa né lungimirante né tantomeno adesa a quello che è lo stato del cambiamento dei bisogni che viviamo. 2 dati, secondo me, devono essere ripresi, sono contenuti nella prima parte della relazione. Il 12,4% dei veneti è a rischio povertà, un dato peggiorato rispetto al 2019. Ma soprattutto, se la speranza di vita in questa regione aumenta oltre gli 84 anni, la speranza di vita in buona salute alla nascita si attesta ai 58. Vuol dire che noi abbiamo la concreta possibilità di vivere una buona parte della nostra esistenza gravati da alcune fragilità, e questo un sistema che non lo vede, non lo prende in carico, anzi, come ha detto l'assessore alla sanità in commissione, non lo prende in cura. Non so cosa cambi se poi nella programmazione questo non c'è, ma usiamo i termini che gli piacciono. Non lo prende in cura, è un sistema che sta perdendo per strada un pezzo importante della sua comunità di cittadini. Di fronte a questo, dicevo, ci aspetteremo un'analisi dei dati chiara, ma anche delle azioni politiche orientate su questa analisi dei dati. E i dati economici, i dati sociali non sono disgiunti dalle politiche che vogliamo costruire, perché se sappiamo che è una popolazione più fragile, più sola e più esposta alla povertà sanitaria, sappiamo anche che la situazione economica è più fragile, che l'occupazione femminile si attesta ancora al 63%, che abbiamo un caro vita tale per cui ormai anche solo far benzina per andare a lavorare sta diventando un lusso, e da questa congiuntura non si può prescindere, non si può mistificare la realtà, non ci si può raccontare ancora una volta che va tutto bene. E in questo contesto noi abbiamo uno strumento importantissimo che è quello degli obiettivi della strategia regionale di sviluppo sostenibile. Questi obiettivi che sono contenuti nel documento ci indicano come siamo messi, e come siamo messi in termini di parità di genere, di diseguaglianze sociali, di salubrità dell'ambiente in cui viviamo. E qui ci accorgiamo, per esempio, che sarà impossibile, ce lo dicono gli obiettivi, ridurre entro il 2030 la disuguaglianza in termini di reddito netto rispetto ai paesi europei migliori, e che sarà impossibile migliorare la condizione occupazionale delle madri lavoratrici in tempi ragionevoli e in maniera sensibilmente incidente.
In questo quadro allora il coraggio non dovrebbe mancare e al netto che sia un documento ponte si dovrebbe leggere e vedere. E dunque dove si dovrebbe vedere il coraggio? Per quanto riguarda in particolar modo le missioni 12 e 13 si dovrebbe vedere nell'avvicinarsi alla gratuità di nidi, nel costruire come strumento per costruire coesione sociale, nel garantire alle persone che hanno bisogno di una casa di riposo di non doversi indebitare e di avere un'adeguata cura, avere una spinta sulla domiciliarità oggi ridotta a qualche ora di supporto mensile quando va bene, avere ATS che saremo costretti a ritardare perché sono stati persi 2 anni in grado di organizzare l'innovazione sociale dei prossimi anni e avere servizi alla persona non orientati a una logica di progetti a spot e proprio in questo documento strutturati, ed è perciò che noi crediamo sia necessaria una manovra emendativa. E poi dovremo vedere il coraggio nell'investimento potente in posti letto, in centri di salute mentale, in tempi adeguati di presa in carico per chi vive la fragilità mentale. Ci aspetteremo di trovare un sociale al centro non soltanto delle parole pure importanti che sono state dette in questi mesi, ma anche al centro di una programmazione che dedica un'intera pagina a spiegarci come funziona il registro unico degli enti di terzo settore, ma non racconta quali obiettivi si pone la Regione nei confronti di questo terzo settore che tiene in piedi servizi sociosanitari essenziali, la cui crisi più volte paventata e oggi ancora non scongiurata porterebbe al collasso di un sistema di cura, del sistema di cura di questa Regione. Ci si aspetterebbe infine di leggere risposte vere in materia di lavoro dignitoso del personale sanitario, di rapporto pubblico-privato che non costringa i veneti a continuare a pagarsi di tasca propria il diritto alla salute, di liste d'attesa che negli ultimi mesi della passata legislatura sembravano risolte e invece sono ancora ben presenti, soprattutto per chi deve fare una visita di controllo e aspetta anni, ma può stare tranquillo di non rovinare l'eccellenza veneta perché non fa numero nelle statistiche. Di risposte chiare in 4 facciate, quelle dedicate alla missione sanità, non se ne trovano e non si trova una reale spinta a un sociosanitario territoriale diffuso, prossimo, che è l'unico vero antidoto alla solitudine e alla povertà sanitaria. Una solitudine e una povertà che va affrontata prima nei programmi e poi, settimana prossima, con le risorse. Allora, abbiamo cercato con questa manovra emendativa di fare come Pollicino, di costruire emendamenti che come tanti sassi possano costruire e indicare una strada diversa, una strada più chiara e coraggiosa, sassi e non molliche di pane che spariscono, ma crediamo che siano dei pezzi per costruire protezione sociale e sanitaria e orientare il nostro agire all'inclusione e alla coesione sociale. Grazie. Allora io direi a questo punto se il consigliere Montanariello è d'accordo, farei da questo momento la pausa, consentendo i lavori successivi della Commissione, riprendendo alle ore 14. Grazie.